Ma scusami, ma tu ti sei materializzato all'improvviso? Ma non ti stai vedendo buono, perché hai? Ma da dove sei arrivato tu oggi? Scusami. Spondai risulta come fungi, come stai? Perché io fino a prova contraria non ti ho sentito suonare, quindi... Ma come stai? Come stai? Sto bene, ti vedo un po' così, un po' appesantito. Chi hai? Sto benissimo. Ma guarda. sicuro sì. È l'antibiotico. Ma mi pare un po' cugnato. Picchiato quanto sono, picchiato. Esatto, sì. Ho preso tu un po' esageri di cortisone. con questi medicinali, esageri. È vero. Esageri. Vabbè, questa è alla Catalla, dai. Se ce la facciamo, se ci arriviamo insieme fino alle 2 con Giuseppe Castiglia e forse anche Fabio Formosa. Se non scoppia prima, insomma, se non esplode, perché Carusi veramente è fatto il chiodrosso, ve lo devo dire. Io mi aspettavo che magari dopo le feste natalizie andava, invece dopo le feste natalizie. Ora io non so il motivo, però vabbè. Che poi se tu ci pensi è una cazzata. Ma te l'ha fatto enorme. un controllo, Lo devo fare perché durante le feste di Natale mi sono mantenuto come un a stecchetto, no? Apposta per evitare. Poi te la stai correre, però scusa, perché a questo punto ho fatto cura quanto sono o ti sei lasciato correre. Che sta mangiando? Sto mangiando a cui sta frequentando? Un po' di porcheria. Uno da sta facendo, cioè, con cosa stai ungendo? L'argomento di oggi, l'abbiamo già detto prima, però ve lo ripeto, cosa cambiereste della vostra persona e non solo fisicamente, ovviamente. Scrivete al seguente numero 333 477 2239, questo è il numero dell'SMS Line a cui facciamo riferimento e al quale possono fare riferimento anche i nostri ascoltatori. Posso stare la mattina senza di voi, comunque io vorrei un po' di capelli in più. Nella mia famiglia, mio padre, i miei 5 zii sono tutti tignosi, quindi vabbè, ciao da Mimmo Flipper. Questo è il primo messaggio che vi mando. Mimmo, non ti preoccupare, fottitine, qual è il problema? Anche se poi dicono che la calvizie venga dalla linea materna, non paterna. Ah sì? Non lo so, ho sempre sentito dire questa cosa. Oh, sentite dire. Dai, chiedi scusa agli ascoltatori, dai. Scusatemi, ma era una minchiata, dai, dillo. No, l'ho sentito dire davvero. La linea ereditaria della calvizie da parte di madre. Mio figlio c'ha l'attaccatore della babba uguale a me, preciso. Oh. Ciao alla Catalla, di me cambierei 2 cose. 1, l'età, almeno 20 anni in meno. 2, l'altezza, direi 5 centimetri in più, ma questo è solo utopia. Sì, dei pessi, Patoffi, ciao da Tirafunce. 2 cose sole cambieresti. Tirafunce, ti regaliamo un viaggio per Pasipio. A Lourdes, vai un voi, abbuttati in una fonte battesimale. Il tuo ottimismo è commovente. Veramente commovente. Buongiorno Peppe e Fabio, siamo Gloria Eugenia D'Alentini. Noi al chirurgo chiederemmo volentieri una bella quarta abbondante alla Catalla a tutti. E vabbè, dai, voglio dire, se campo lo stesso, se no? vuoi te ne do un po'. Ecco, se c'è Fabio che aveva una terza coppa C. Ciao, sono Fabio, cambierei i miei anni, vorrei riaverne 25 per risposare mia moglie, ne ho 44, troppo messo. Ma perché scusa, 44 non sono mica tanti, appunto, no? Direi. C'è Fabio che ci sta provando fra poco. Ancora no, però. Cambierei il naso, dice qua, che hai un naso che a confronto quello di Castiglia è a patata. E che vuol dire? Ciao Patoffi, io non ho un naso a patata, sono un po' qui una gobbetta, ma normale comunque tutto sommato è normale, non è niente di che. Visto la giornata, mi fate ascoltare Maronna e chi acqua dei Piscarias? Beh, Nino con la tigna. Nino, ma cui che ma non la troviamo Maronna e chi acqua, cioè, ma sì, proprio cannarozzone, veramente. Poi Nino aggiunge: cambierei la tigna e la panza, perché anche lui, devo dire, che come panza non è messo male. Di me cambierei sesso. Vabbè. Anch'io cambierei sesso di me, nel senso che non volessi uno nuovo così per cambiare ma al limite uno solo per il fine settimana. Anche in quel senso. Ciao Pessi, io non voglio cambiare nulla di me perché già sto bene così. Perché non provate voi di alla Catalla, soprattutto Fabio Formosa? Vincenzo tutti i giorni viva alla Catalla. Ma io ci provo, però ci riesco poco. Ho notato che la maggior parte dei che un sotto non si firmano. Qui sono tutti amici miei. Sì. Saranno proprio amici, gente che ti conosci proprio seriamente, gente che ne esce con te sabato, che ti vengono a trovare a casa e ti fanno tanti complimenti. Che mi controlla la pancia. Sì. Mi ha fatto il grosso. Poi se ne vanno da casa tua. Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Ma quando è fatto Gio Fabio? Ciao Don Pippo. Già nelle scale, ma manco, proprio appena ci chiude la porta, non pianerottolo, capito? Ciao Don Pippo e Fabio, sogno turo poco. Ecco, questo che cosa potrebbe cambiare di sé? Per esempio il soprannome, giusto? Vi giuro che mi cangiasse a pelle perché puzzo anche dopo la doccia. Mi lavo 10 volte al giorno. Posso venirvi a trovare, così vi faccio odorare? No, stato un sì, gioia. Saluto 100 pere e vavazza che non ne può più. Sono Saro, sempre Saro per l'amico. Sai chi cangiasse di mia? I capiddi. Sì, effettivamente Saro, rispetto a me, Saro da testa è una scida. Mi hai presentato una scida, proprio una scella. Ecco, Saro, a posto della testa è una scida nella testa.
capito? Sì, una cosa, io se fai, capito, con capello dai, modello Franchino nel film Fantozzi. Ma neanche, se proprio quattro riccioline, quattro riccioline sparuti, una cosa. Certe volte mi mettesse una parrucca di chi da un negozio, magari parrucche per carnevale, no? Sì. Dice una da presto magarettia, grazie Saro. Ciao Patoffi di Alla Gatalla, chi sai la prima volta che ho visto KG. Alla Gatalla, sono Bubu, siccome si chiama Bubu lo possiamo perdonare, l'amico di Yogi. Certo. Ehi Bubu, Dimmi Yogi. Alla Gatalla, vabbè, da Lentini, Bubu. Oggi sono al lavoro, il mio principale mi ha mandato a cattare o pane. Comunque io vorrei avere più capelli perché sono nella strada del riporto e poi vorrei essere meno peso perché mi prendono tutti per scemo. Tranquillo, simpatico. Volevo dire a Eugenio e Gloria che le tette cresceranno, forse. Bene, volevo dedicare a questo qui che sta andando a comprare il pane la canzone degli Snap. Cioè? Accatto pane. Ha scritto lui, accatto pane. Ma l'ha scritto lui, ma se leggi il messaggio, prego, il principale manda a cattare un terribile. Ora capisci perché tua moglie da sottovuota alla casa e ti dice vai alla radio, lavora, fai, perché non ti sono botta. E ancora, ciao alla Catalesi, sono Nando Swing Time, così si chiama Nando. Io cambierei di me solo la testa, sogno troppo bastardone, siete spocchiosi e baci, sono nuovo, lavato con Perlano. Cioè è la prima volta che scrive, capito? Perlano è un detergente intimo. Sì. Cioè non solo intimo, perché Perlano non è solo per l'ano. Vabbè. Ciao mio compare Pippo, sei troppo simpatico, gli devi dire a Fabio di ridere di meno. Un saluto di Giovanni Pilo di Cinghiale e Piero Centocapelle. Siamo troppo pessi, a cangiare spacciature. Bene. Sono Pippo della Cipolla. Eccolo. Io vorrei cambiare la mia lapa che è tutta scassata, però ci sono affezionato, anche se una settimana me lascia 8 giorni a bere. Ciao Peppe e Fabio alla Catalla. Bene, l'entità è entrata in lui e lui ha letto il messaggio. Senti una cosa, Pippo, ma se hai una scita nella testa, Mezzodino Pasqualino che ti saluta e che c'è nella testa? Enzo Cristaldi dice effettivamente sì, hai ragione. Se Saro aveva una scita, Tino Pasqualino ha un occhio direttamente, ha un ginocchio e basta. Va bene, salutiamo tutti quanti, appuntamento a domani alle 11:30 in poi con Alla Catalla. Ciao Bafio. Ciao Giuseppe, a domani. Alla Catalla! Su Radio Studio Centrale